8 gol messi a segno in questa prima parte di campionato e Champions League è il bottino raccimolato dall'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, che assieme al compagno di reparto Romelu Lukaku sta portando avanti in classifica i neroazzurri a colpi di reti, numeri che per forza di cose attirano anche il mercato. Il Barcellona non si è mai nascosto, Lautaro rappresenta una pedina ghiotta per i blaugrana, è un giocatore completo, ha dichiarato Eric Abidal ai microfoni del Mundo Deportivo, aggiungendo: penso che si stia esprimendo ad altissimi livelli, è un calciatore che conosciamo. Il mese di gennaio sarà l'occasione in casa Roma per cercare un innesto da inserire nel reparto avanzato. Piace molto Moise Kean, ma il direttore sportivo Petracchi ha messo nel mirino anche Mariano Diaz. L'attaccante del Real Madrid, che i giallorossi avevano già provato a prendere in estate, è ai margini del progetto di Zinedine Zidane e ad oggi non ha ancora disputato un solo minuto con la maglia blanca. L'intenzione del patron Florentino Perez sarebbe di cederlo a gennaio a fronte del pagamento di una ventina di milioni per il suo cartellino. L'intenzione della Roma però sarebbe di intavolare una trattativa per chiudere l'affare con un prestito, magari anche con il diritto di riscatto. L'Inter Miami, il club di David Beckham, debutterà a marzo 2020 nella Major League Soccer e a poco meno di 4 mesi sono ancora molte le questioni aperte, dallo stadio all'allenatore. Attualmente Beckham è alla ricerca di una stella che possa guidare la squadra e ispirare i compagni. Vogliamo giocatori che hanno fame, hanno giocato ai massimi livelli ma vogliono continuare a vincere, ha dichiarato il presidente. Il quotidiano spagnolo AS riporta una notizia secondo cui l'Inter Miami potrebbe decidere di provare l'assalto a James Rodriguez. L'attaccante del Real Madrid sembrerebbe essere infatti il primo obiettivo del neonato club. Per quanto riguarda la panchina, invece, secondo AS sarebbero 4 i principali candidati per il ruolo di tecnico, tra cui Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, che per la testata iberica è anche l'alternativa più probabile. Valentino Rossi ha tirato le somme dopo il GP di Valencia, l'ultima gara del Mondiale 2019 chiusa in 8ª posizione. Più che con il tempo abbiamo lottato con il grip. Questo c'era già successo, non aveva abbastanza grip posteriore e dopo alcuni giri ho dovuto rallentare perché la mia gomma ha perso molte in prestazioni, ha commentato il dottore, secondo cui il problema ha influenzato tutta la seconda parte del campionato. Nonostante la stagione sia appena conclusa, il pilota della Yamaha guarda già al 2020 e ha già chiari i prossimi obiettivi. Abbiamo 2 test importanti prima della fine dell'anno. Speriamo di avere bel tempo e cercheremo di migliorare. Avremo alcune nuove cose da Yamaha e anche nel team avremo un nuovo crew chief, ha dichiarato Rossi, che poi ha concluso. Questi test saranno anche importanti per noi per capire come lavorare e proveremo a tornare più forti il prossimo anno.